5 mesi dopo il crollo del ponte Morandi, ricordate le 43 vittime, iniziati intanto i lavori per installare le torri che demoliranno il Moncone Est. Avegno, Coreglia Ligure, Neirone, Tasso e Traso sono i 5 presepi vincitori a pari merito della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontana Buona. Il 60% delle attività commerciali del Tigullio ha subito danni dalla mareggiata, è il bilancio di Confesercenti. Un nuovo pennello basso per eliminare la risacca sul porto di Chiavari, la richiesta avanzata da Tigullio Shipping a Comune e Regione. I giovani giocano d'azzardo online, non riconoscono il problema e fanno fatica a farsi aiutare. Un convegno a Chiavari organizzato dall'Istituto Caboto. Il Circolo Golf e Tennis di Rapallo ha festeggiato 90 anni di attività premiando 3 realtà del territorio, Unicef, Volontari del Soccorso di Sant'Anna e Teleradio Pace. Per Rapallo l'emergenza è finita, fiducioso il sindaco che annuncia il cronoprogramma. Da lunedì interventi al Molo Duca degli Abruzzi, l'obiettivo è il ripristino entro Pasqua. Pronti gli alloggi di edilizia sociale realizzati al centro Franco Chiarella di Chiavari, 9 mini appartamenti che i servizi sociali del comune destineranno per brevi periodi alle persone in difficoltà. Sarà Lati guidata dalla Traversone, di cui fanno parte anche i Costrart, Sub, Bonfiglio e Seib, a ricostruire la SP 227 di Portofino. Lunedì la consegna e l'avvio del cantiere. Novità importanti per la scuola alberghiera di Lavagna, che diventa l'Accademia del Turismo. Entrano Confindustria e gli albergatori del Levante e partono 2 nuovi progetti del Fondo Sociale Europeo. Firmato a Genova il contratto unico per la demolizione del ponte Morandi e la ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera. 500 banchi in fiera a Chiavari per la tradizionale Fiera di Sant'Antonio. La notte magica della Virtus Entello all'Olimpico, i chiavaresi cedono la supremazia della Roma, vittoriosa per 4-0, ma entrano nella storia e nell'abbraccio di 700 tifosi. Un saluto a tutti e ben trovati al nuovo appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, sono commemorate le 43 vittime del ponte Morandi a Genova a 5 mesi di distanza dal crollo del viadotto. Intanto proseguono i lavori di installazione delle torri che andranno a demolire il Moncone Est. E poi, tornando nel Tigullio, si è svolta la cerimonia di premiazione dei concorso Presepi in Fontana Buona e vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Proseguono a Genova gli interventi in preparazione alla demolizione del ponte Morandi. In queste ore si procede parallelamente con lavori che riguardano i 2 monconi, quello est e quello ovest. Per quanto riguarda la parte di Levante, stamattina sono iniziati i lavori nella zona rossa. La ditta incaricata ha iniziato ad assemblare ed installare le torri per mettere in sicurezza il Moncone Est sopra via Porro e via Fillac. Si tratta di 6 torri modulari che vengono trasportate e smontate e poi vengono messe insieme in moduli da circa 6 metri di altezza ciascuno. Ciascuna torre ha una base di 3,5 metri. Le sezioni delle torri sono state montate con 2 gru della società Vernazza. Questa operazione di premontaggio delle sezioni è necessaria per montare poi successivamente le 6 torri che saranno utili per la messa in sicurezza dei tronconi di levante, ovvero quelli relativi alle pile 10 e 11 del viadotto. Per quanto riguarda il Moncone Ovest, proseguono le prove di carico che sono iniziate sabato e sono continuate anche nella giornata di domenica. I lavori vengono svolti con l'ausilio di 2 carrelli radiocomandati. Ciascuno è composto dal motore e da 6 assi per un peso di 31 tonnellate. Sono stati assemblati all'uscita della galleria che porta al viadotto Morandi, uno per ciascuna carreggiata. Sui carrelli sono state installate telecamere. L'operatore manovra a distanza un carrello per volta tramite un radiocomando, prima sulla carreggiata nord e successivamente su quella sud. Questo consente di poter misurare le deformazioni dei singoli impalcati del viadotto grazie ad un sistema ad altissima precisione. Per effettuare questo intervento è stato necessario chiudere Corso Perrone, una delle strade di collegamento fra la Val Polcevera e il centro di Genova, per evitare rischi. Tutte queste opere serviranno per iniziare a smontare il Moncone. La data indicata dal commissario alla ricostruzione Marco Bucci è quella compresa tra lunedì 21 e giovedì 24 gennaio.
5 vincitori a pari merito, i presepi di Avegno, Correglia Ligure, Neirone, Tasso e Traso. Secondo posto, sempre ex aequo per le natività di Cassanesi, Certenoli, quella realizzata dalle suore di Cicagna e ancora Cogorno, Ferrada, Gattorna, Isolona, Leivi, Moconesi Alto, Monleone, Ogno, Paggi, Pian dei Ratti, Pianezza, San Pietro di Sturla. Riconoscimenti anche per i presepi fuori concorso di Cicagna, Lascito Cuneo e Orero e quelli messaggeri, quelli della zona pastorale di San Pier di Canne a Chiavari e il presepe del Bosco di Viganego di Bargagli. Infine, premiati i presepi del cuore, quelli scelti dalla giuria popolare con i voti espressi attraverso il secolo XIX, sono stati quelli di Isolona e Paggi di Carasco. Sono stati questi i protagonisti della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontana Buona, la cui cerimonia di premiazione è andata in scena nell'auditorium di Ferrada di Moconesi. A differenza delle precedenti edizioni, quando era il Gala Pennino Genovese ad organizzare la manifestazione, quest'anno il compito se lo sono assunto alcune associazioni di Vallata, Colombo Fontana Buona 2000, che nel 1988 era stata l'ideatrice del concorso, il Piffero di Cicagna e le Proloco di San Colombano Certenoli e Uscio, con il coordinamento del Centro Culturale dell'Ascito Cuneo di Calvari. I risultati sono positivi in quanto i presepi erano 24 più 2 messaggeri e i visitatori sono stati tantissimi, direi che proprio possiamo essere noi organizzatori soddisfatti. La cerimonia di premiazione ha visto anche l'esibizione del gruppo folcloristico delle ragazze GAU di Genova Struppa, che fanno parte di un'associazione che si dedica al volontariato e all'assistenza. GAU vuol dire Giovani Amici Uniti. Fa parte di un'associazione dalla Val Bisagno, dove c'è anche una pubblica assistenza, dove si occupa per lo più per le persone anziane, per le persone più bisognose, e il nostro ricavato che riceviamo durante le esibizioni viene portato in questa associazione. Il 60% delle attività commerciali del Tigullio ha subito danni dalla mareggiata. E questo il bilancio di Confesercenti. La Regione intanto chiede alla Protezione Civile finanziamenti per la pulizia e il livellamento dei fondali del porto di Rapallo. Sentiamo. 250 imprese commerciali coinvolte, 46 milioni di danni solo fra Rapallo e Santa Margherita Ligure, più quelli conteggiati nel resto del Tigullio. Confesercenti ha stilato un bilancio del post mareggiata analizzando i modelli di segnalazione danni depositati dalle imprese alla Camera di Commercio. Il 60% delle attività sono state colpite, questo qui indistintamente tra stabilimenti balneari e attività commerciali, chiaramente. Poi ci sono stati nel Tigullio comuni che hanno avuto più danni in un certo settore e meno nell'altro e viceversa. La conta è pesante e chiaramente più passa il tempo e più le problematiche diventano grandi. Gli stabilimenti balneari, in termini di valore assoluto, sono fra le attività che hanno avuto il maggior quantitativo di danni. L'appello di Confesercenti è duplice: da un lato allo Stato, perché finanzi la ricostruzione delle attività danneggiate, dall'altro ai comuni del Tigullio, perché insieme impieghino la tassa di soggiorno in un'efficace campagna di comunicazione che porti fin da subito i turisti nel Levante. Il Tigullio vive comunque sul turismo e di conseguenza se non riusciamo ad arrivare alla stagione estiva pronti, o meglio prima della stagione estiva pronti, diventa un disastro, perché effettivamente io posso capire che un'azienda abbia da investire ancora e da mettere nella propria attività, però non possono, l'80% non arriva a coprire tutti i danni che sono stati fatti, quindi se non c'è un forte aiuto da parte dello Stato diventa pesante la cosa. Qualcuno al momento ha deciso di non riaprire se non ci sarà un intervento risolutivo. Per gli stabilimenti balneari abbiamo adesso, non faccio i nomi chiaramente, però abbiamo delle situazioni abbastanza pesanti e addirittura le porto un caso emblematico che è un caso di Rapallo, dove la mareggiata ha portato via addirittura tutta la veranda, è entrata nel ristorante, ha devastato tutto, e questo signore che da anni va avanti con questa attività purtroppo non riesce a aprire perché nessuno gli finanzia
la possibilità di fare i lavori per riaprire il ristorante. Arriviamo così alla giornata di mercoledì. Abbiamo parlato del tema del gioco d'azzardo con un convegno che si è svolto a Chiavari organizzato dall'Istituto Caboto. Parliamo poi del porto di Chiavari. Un incontro in regione ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori sul collaudo che dovrebbe essere ultimato a breve. Poi, andando a Rapallo, la festa del Circolo Golf e Tennis che ha compiuto i 90 anni di attività e ha premiato 3 realtà del territorio. Scopriamo quali nei prossimi servizi. La dipendenza da gioco è un fenomeno più diffuso di quanto si pensi fra i giovani e i giovanissimi. Il problema è serio e sottovalutato. Se ne è parlato questa mattina a Chiavari nel corso del convegno organizzato dall'Istituto Caboto sul tema Nella gabbia del gioco, scuole e società si interrogano. Il dato riportato dagli esperti è allarmante. Nel corso dell'ultimo anno circa la metà dei ragazzi sotto i 17 anni, il 47%, ha giocato almeno una volta. Le conseguenze sulle famiglie sono pesantissime. Drammatiche perché, primo discorso, il giocatore spesso non si vuole fare aiutare. Io smetto quando voglio, questa è una parola classica, no? Per cui non si vuole, se non si fa aiutare non ne esce. Ed allora la prima difficoltà è quella di trovare e di convincerlo a farsi aiutare. Perché è un ammalato? Perché il giocatore si porta con sé alcune cose che sono classiche. Essere un mentitore. Per nascondere la sua patologia continua a mentire. Essere un distruttivo in termini economici. Ed essere un distruttivo anche nei confronti delle relazioni. Gli strumenti per farsi aiutare ci sono, ma i giovani che si rivolgono agli enti sono pochi. È difficile trascinare un ragazzino che venga al CERT, perché il CERT come connotazione ha quello legato alla tossicodipendenza, quindi è visto male dai ragazzini. E secondo perché i ragazzini giocano soprattutto sul discorso su internet, sul web. Quindi in casa loro probabilmente tante volte anche i genitori sono all'oscuro di questo fenomeno. I ragazzi arrivano al CERT quando la situazione si fa ancora più grave, con lo sviluppo di patologie associate all'utilizzo compulsivo dei giochi come psicosi o taglio netto delle relazioni sociali. Ma i segnali sono quelli appunto di vedi, il figlio o la figlia che sia, che comincia a ritirarsi, a uscire poco, a frequentare poco le attività che frequentava fino a poco tempo fa, che possono essere quelle sportive, vedersi con gli amici. Poi ci sono degli step più avanzati, se per caso cominciano a sparire delle cose in casa, e il consiglio è soprattutto quello poi di parlarne con i figli, ecco, perché questa è la cosa più importante, non lasciarli soli, ma starli vicino parlandoli. Qual è stata la richiesta che ha formulato Tigullio Shipping? Ieri è stato fatto un incontro informale con i funzionari della Regione Liguria che fanno parte della Commissione Collaudo del Porto, che è presieduta per legge regionale dal sindaco di Chiavari. Da questa riunione è emersa la necessità di installare dei mareografi, che sono dei strumenti elettronici che misurano la risacca delle onde all'interno dell'ampliamento del porto turistico di Chiavari. È stato deciso di installarli per 3 mesi. È emersa anche la richiesta verbale da parte di Tigullio Shipping di realizzare a proprie spese un pennello per la riduzione della risacca, soprattutto con i venti di libeccio che spingono le onde del mare sulle dighe che proteggono la passeggiata e poi rimbalzano verso il Porto Nuovo. Una richiesta che dovrà essere fatta alla Regione Liguria, in quanto la competenza sul demanio, sulla parte mare, è della Regione e della Capitaneria. Il Comune ha solo competenza sulle spiagge, sul demanio. Questo nuovo pennello dove dovrebbe essere realizzato? Stando alle richieste ai modelli idraulici che hanno presentato, dovrebbe essere realizzato parallelo alla passeggiata all'altezza del molo di sottoflutto, quindi un pennello con un'altezza quindi direi bassa. Hanno fatto 2 o 3 ipotesi, i costi variano tra i 200 e i 350 mila euro. La spesa verrà coperta interamente da Tigullio Shipping, in quanto è un'opera che non era prevista nel piano finanziario del project financing, quindi se realizzata verrà
tutta a carico di Tiguglio Shipping. La diga foranea è più lunga di questo pennello, per cui non vi è nessuna ricaduta in termini di veduta sull'orizzonte marino. Voi continuate a puntare molto sul porto come risorsa per la città? Il porto è un'importante risorsa della città. Con la vecchia convenzione, dove il Marina Chiavari fatturava tutti i posti barca e tutti i negozi, portava al comune detratte tutte le spese degli ormeggiatori, tutte le tasse di NSRL, oltre 1.200.000 euro. Risorse importanti che hanno sempre permesso di mantenere più bassa la tassazione a Chiavari rispetto ad altre città con dei servizi più elevati. La nostra storia inizia il 12 gennaio 29, quindi il primo applauso ve lo chiedo per il circolo, per il 90 anni di storia. Sono 90 anni che qualcheduno degnamente ha portato avanti questo circolo, e non sto parlando dell'ultimo mandato, ma dei mandati storici. Sarà compito nostro organizzare il 30 di giugno e l'1 luglio una manifestazione e di conseguenza una festa a livello, direi, internazionale. Lo sport, in questo caso il golf, il circolo, fa ricordare i vostri enti. Sono 15 anni che alla riapertura, dell'anno golfistico, come alla riapertura scolastica, si riparte sempre con il trofeo Unicef. Per questo l'Unicef ringrazia di questa che è diventata una tradizione che spero duratura. Invece i volontari del soccorso. Il soccorso anche per noi quest'anno è un anno molto importante, perché anche noi facciamo 50 anni di fondazione, quindi per noi è un anno importante e impegnativo, perché abbiamo diverse manifestazioni durante tutto l'arco dell'anno fino a luglio. Così. Siamo nati 50 anni fa come volontari e abbiamo avuto un percorso di collaborazione sempre, che è stato suggelato circa 7 anni fa con questa gara che ci vede così, con questo atto, fare una cosa insieme per beneficenza, e credo che questa sia la risposta migliore per la nostra collaborazione. Ringraziamo anche come Telepace, perché insieme all'Unicef e ai volontari del soccorso si è voluto ricordare Telepace. Sì, grazie a Telepace abbiamo organizzato una gara di golf e anche di tennis, ma soprattutto grazie a Telepace realtà come la nostra dal punto di vista sportivo, ma anche come i volontari, l'Unicef dal punto di vista sociale, sia locale che nazionale, hanno la possibilità di farsi conoscere. Ringraziamo Telepace per il lavoro che fa anche di divulgazione di uno sport non molto conosciuto come il tennis, in questo caso parlo il golf, e che ha bisogno chiaramente di un po' di divulgazione per essere ancora più apprezzato come in tutto il mondo. Restiamo a Rapallo perché è fiducioso il sindaco sul ripristino della situazione del lungomare entro le festività di Pasqua. È quello che dice Bagnasco, secondo cui l'emergenza comunque sarebbe finita. Parleremo poi a Chiavari. Sono pronti gli alloggi di edilizia residenziale sociale che sono stati realizzati al centro Franco Chiarella di San Pier dei Cani. Siamo andati a vedere. Il primo degli interventi significativo quando inizierà? La settimana prossima. Diversi interventi sono già cominciati. Il primo intervento significativo per i nostri esercizi commerciali e non solo, per le attività, per le persone che lavorano al Porto Carlo Riva, sono il Molo Duca degli Abruzzi. La settimana prossima inizierà il ripristino a carico del Porto Carlo Riva. In quell'area peraltro c'è un'imbarcazione di grosse dimensioni affondata che dovrà essere rimossa. Anche in questo caso avete trovato un accordo con gli assicuratori? La barca si chiama Lady Sail, abbiamo trovato con molte difficoltà degli accordi e la barca verrà rimossa nei prossimi giorni. È iniziata già la fase di demolizione di questo importante natante. Per quanto riguarda le altre imbarcazioni, quelle almeno visibili, c'è una previsione di tempo per la rimozione? Certo, 1 mese e mezzo le imbarcazioni visibili non devono essere più presenti sul nostro litorale. Questo è fatto in collaborazione con la Capitaneria di Porto, che colgo l'occasione di ringraziare. Di conseguenza noi stiamo lavorando tanto sulle tempistiche. È molto importante il cantiere del San Francesco, che deve essere riaperto per tentare la scommessa dell'apertura della strada per il periodo pasquale. Per la zona di San Michele di Pagana invece quali sono le previsioni?
le previsioni quanto riguarda la strada e la piazzetta, anch'esse nel periodo pasquale, e non riusciremo a fare il collegamento Trelo-Trelo, quello pedonale. E invece per i battellieri che avrebbero bisogno appunto di un luogo in cui approdare per poter ritornare a Rapallo? Stiamo lavorando per delle soluzioni alternative, magari non nel tradizionale molo, ma in un altro punto del porto. Si sta lavorando con un progetto per fare in modo che riescano ad entrare per le loro problematiche, che sono il pescaggio, ma ci sono buone possibilità di ritornare alla normalità anche in quello. Saranno destinati alle persone che stanno attraversando una fase difficile della propria vita, la perdita del lavoro, lo sfratto, la mancanza di reddito. 9 in tutto i mini appartamenti che sono stati ricavati ristrutturando l'ultimo piano dell'edificio del centro Franco Chiarella di Chiavari, un progetto di edilizia residenziale e sociale da 1.250.000 euro che ha visto l'impegno della Regione per 500.000 euro, il Comune di Chiavari per 600.000 e il Villaggio del Ragazzo per 150.000 euro. Sono 9 appartamentini sui 40 metri circa, qualcosa di più, che possono essere o per singole persone o anche per piccoli nuclei familiari, per un totale di 25 posti. L'importante è proprio che sia una risposta a un bisogno abitativo, ma sotto c'è un bisogno di accompagnamento, perché in genere chi perde la casa o ha dei problemi o ha soprattutto il grande problema di aver perso prima il lavoro. Quindi l'accompagnamento, che sarà fatto sicuramente dai servizi sociali, si dovrà attivare questa ricerca del lavoro o questa situazione più stabile. A marzo 2016 l'apertura del cantiere. Lunedì si terrà l'inaugurazione dei primi alloggi, a cui farà seguito la realizzazione di una palestra e di una serie di parcheggi. I fruitori degli appartamenti saranno soggetti in situazioni di disagio economico e sociale individuati dai servizi sociali del Comune di Chiavari. È anche possibile usufruire degli altri servizi come l'assistenza domiciliare, il telesoccorso, cioè tutti quei servizi che noi forniamo in questi casi. Cioè, non viene escluso neppure il REI da questo beneficio. Cioè, quindi se uno ha diritto al REI lo ha esattamente come se non fosse in quella casa lì. Ci sarà una graduatoria, come verranno assegnati? Sì, ci sarà una graduatoria e questa graduatoria è proprio in capo ai servizi sociali, con dei parametri che sono quelli stabiliti dalla legge regionale, ma che tengono conto anche di fattori ulteriori. Sarà consegnato lunedì il cantiere alle ditte che dovranno ricostruire la strada provinciale 227 di Portofino. Un consorzio di imprese del nostro territorio si occuperà di ricostruire la strada distrutta dalla mareggiata. Parleremo di questo, ma anche delle novità che vedono in prima fila la scuola alberghiera di Lavagna, che diventa l'Accademia del Turismo. Sentiamo. Aziende, tutte del Levante Ligure, quindi anche una risposta per l'occupazione del nostro territorio. Tante le aziende che hanno partecipato all'appalto, quindi c'è interesse nel realizzare quest'opera che comunque è attesa dal territorio. Ma le aziende che hanno manifestato interesse sono state 13, quindi sicuramente un intervento che per la portata e anche per il ritorno dal punto di vista d'immagine, parliamo di una strada che ha una valenza importante, e questo la prova, diciamo, è tutto l'interesse e l'attenzione che anche i mezzi di informazione hanno avuto. Ecco, poi il nostro obiettivo è quello di dare risposta agli abitanti di Portofino che oggi sono isolati e comunque a tutto un comprensorio che poi su Portofino fa sì che ci sia affluenza di persone, turisti e quindi gente che ha del lavoro e che porta a casa poi uno stipendio. Quando verrà consegnato il cantiere a Lati, quando potranno partire i lavori? La consegna del lavoro è prevista per lunedì prossimo, quindi tempi stretti, perché i tempi per realizzare l'opera che abbiamo indicato sono il 21 di aprile e quindi bisogna adesso andare avanti e non perdere altri giorni, tenendo presente che in queste settimane, in questi mesi comunque si è andati a intervenire. Pochi giorni fa
abbiamo terminato l'intervento dalla parte, diciamo, del versante di Portofino, dove c'era un danno importante. È stato riconsegnato, ripavimentato e riempito appunto il buco che il mare aveva creato. Mi fa piacere essere in questa realtà per far capire ai giovani, soprattutto ai giovani disoccupati, ma anche a coloro che si vogliono perfezionare, che esiste questa possibilità, che sono corsi importanti nel settore turistico con un esito occupazionale che già parte benissimo perché è oltre il 60%, ma che alla fine sarà ancora e avrà esiti ancora superiori. 2 nuovi progetti per la scuola. Sì, è importante, oggi lanciamo 2 progetti che sono stati promossi da Regione Liguria e finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo, sono Sistema Turismo e Working Tourism, offriranno ai ragazzi del territorio delle opportunità di formazione nell'ambito turistico molto importanti perché sono state realizzate proprio in stretta sinergia col mondo delle imprese, che questo ci permetterà quindi anche di garantire, rispetto anche a quelle che erano le richieste del bando, gli esiti occupazionali. E parte anche l'Accademia del Turismo. Sì, oggi abbiamo voluto mettere insieme 2 aspetti importanti che sono strettamente collegati, perché finalmente siamo giunti, diciamo, al termine della realizzazione dell'Accademia del Turismo, ma in realtà oggi sarà proprio il punto di partenza, perché con l'avvio dell'Accademia, che oggi vedrà appunto nell'asset societario Villaggio del Ragazzo, ma la cosa importante è che sono entrati a far parte anche UGAL e Confindustria. Abbiamo voluto partecipare direttamente prendendo una quota della scuola alberghiera, perché come Confindustria Genova e come Confindustria Tigullio crediamo fortemente nella preparazione dei ragazzi attraverso una scuola secondaria importante. La scuola alberghiera di Lavagna è da 40 anni sul territorio, forma i nostri ragazzi, forma delle eccellenze, e molti nostri associati credono che si possa fare in modo che veramente qui si sfornino delle eccellenze da poi impiegare sul nostro territorio. Oggi per alcune figure è necessario prelevarle da fuori regione, noi crediamo veramente che la scuola sia una risorsa e quindi abbiamo voluto essere presenti. Aspettiamo i corsi, la partenza. Allora, i corsi stanno per essere attivati, le persone interessate possono già iscriversi presso le sedi degli enti partner, le iscrizioni sono aperte fino al 7 di febbraio e i corsi nei entrambi i progetti sono i corsi barman, cuoco, cameriere e chef. Un momento importante per Genova: è stato firmato infatti il contratto unico per la demolizione e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Diverse le aziende che si occuperanno di questo, sono stati anche definiti i tempi per queste operazioni. Parleremo di questo, ma anche della fiera di Sant'Antonio che si è svolta e si sta svolgendo a Chiavari in questo fine settimana. Vediamo. Dopo la firma del contratto unico per la demolizione di quel che resta del ponte Morandi e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, proseguono le azioni propedeutiche allo smontaggio e alla demolizione dei 2 monconi di Levante e di Ponente. Il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha fissato alcune date. Marzo 2019 l'inizio della ricostruzione, 15 aprile 2020 l'apertura al transito dei mezzi. Non ho detto oggi pubblicamente che c'è un'altra possibilità, magari di aprire una corsia o 2 corsie prima rispetto alle 6, sapete che sono 2 più l'emergenza da una parte, 2 più l'emergenza dall'altra, però questo è presto per dirlo, assolutamente presto. Certamente parliamo di tempi tra febbraio e aprile del 2020. Ecco. Alla firma del contratto erano presenti oltre a Bucci il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'architetto Renzo Piano, Emilio Giuseppe Omini, amministratore delegato di Omini SPA, Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, Pietro Salini, amministratore delegato di Salini in Pregilo. Si è sfilata Vernazza per il timore delle pesanti penali previste in caso di ritardi nei lavori. È un progetto come tutti gli altri, è molto aggressivo, lo sappiamo, l'abbiamo detto. D'altra parte, dove vogliamo che sia così per la città di Genova, lo controlleremo ogni settimana, ogni giorno. Io vi dico un'altra cosa, io ho sempre detto che noi lavoriamo con la best option, il che vuol dire quello che diciamo è la migliore opzione che abbiamo di fronte. Io vi prometto che il giorno in cui mi rendessi conto che una cosa non fosse più realizzabile, lo dirò subito, come ho sempre fatto. Però dobbiamo lavorare per la migliore. Dopo le prove di carico compiute nei giorni scorsi, ora proseguono i lavori per alleggerire il ponte dall'asfalto e dai New Jersey, prima di poter proseguire con lo smontaggio del ponte a partire dalla prossima settimana. 15 dicembre è stata la via della demolizione.
Il giorno in cui smonteranno gli impalcati dipende, ci sarà dalla pila 8, dalla pila 7, cioè io penso che la settimana tra il 21 e il 24, probabilmente il 23 o il 24 si comincerà a vedere se non altro il dente, il primo pezzo del dente. Poi certamente entro la prima settimana di febbraio 1 o 2 pezzi saranno giù. A Natale abbiamo previsto proprio nel contratto che l'impalcato sia in piedi. Mercoledì 23 gennaio è prevista a Genova la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia a 40 anni dall'uccisione di Guido Rossa, ma in giornata ci sarà anche spazio per una visita al cantiere. Vediamo un po' un acquisto in diretta. Aranci. Arancio. Se è dolce lo prendiamo. Questo è più dolce del Navel non c'è. Il Navel è l'unico arancio che è più dolce che c'è. Dopo c'è il vaniglia, che il vaniglia non è come il Navel. Un po' di sconto in due piatti. Ok. Quanto facciamo? Guarda, sarebbe 40 euro, io faccio 35-30 euro, via. 30 euro. Va bene? Aggiudicato? Aggiudicato. Poi l'anno prossimo controlliamo. Se farà gli aranci di quest'anno sarà difficile. Che faccia di nuovo? No, questi li fanno sicuramente. Quali sono le novità di quest'anno? Quest'anno puntiamo tutto sulle batterie, perché ormai le nuove macchine sono tutte a batteria. Questa è una motosega con la batteria? Motosega a batteria, poi abbiamo il soffiatore con la batteria, abbiamo le pompe con la batteria. Però la forza rimane? La forza rimane, chiaramente abbiamo meno inquinamento, meno peso e più praticità. E la durata? La durata della macchina ormai si sono perfezionate parecchio. La tradizionale porchetta? Porchetta della Maremma. Noi siamo toscanacci e la porchetta è rigorosamente maremmana da noi. Quale caratteristica? Spezie e aromi naturali. Qual è il vostro compito oggi? Il nostro compito è di controllare un po', di guardare un po', come sempre. Siamo stati nell'arma e poi ci sono anche volontari. Adesso continuate in pensione. Esatto, continuiamo in pensione. Sì. Siete contenti della fiera? Sì, mi sembra bene, grande e hanno anche messo bene, mi sembra, c'è più spazio. Avete già acquistato qualcosa? Qualcosa, purtroppo sì. Ma è la moglie che spende di più? Come fa a saperlo? Le voci sono tendenziose. Le voci sono così? Sì, è vero, è vero. Ha ragione lei? Sì. Domenico, come fa con le castagne? Bene, salute. Guardi che questo è il lavoro tradizionale, non lo fa più nessuno. Come le cuoci? A legna? Sei a legna? Scusi, a carbone. Col carbone, bene. Ah, però. C'è il carbone, c'è la carbonella, si cucinano a carbonella. Da dove arriviamo? Pistoia. Le nostre porchette prima passano alle terme e poi le cuciniamo. Come attività girate sempre per le fiere o avete anche un punto fisso? Domenica ci vediamo a Rapallo? Ah, va bene. Che dici? Ha già prenotato? Già prenotato, allora va bene. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento è dedicato alla partita della Virtus Entella contro la Roma, gli ottavi di finale di Coppa Italia che si sono disputati all'Olimpico. I biancocelesti hanno perso per 4-0, ma comunque è stato un momento di festa per i centinaia di tifosi che sono giunti nella capitale per sostenere la squadra. Intanto, proprio per celebrare questo traguardo, è stata realizzata anche una maglietta proprio per ricordare nella storia questo momento importante della squadra. Vi lascio dunque al nostro approfondimento. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Mister, al di là del risultato, la soddisfazione di essere venuti all'Olimpico a giocare al calcio contro una squadra fortissima e per un tempo a riuscirci anche molto bene. Sì, dai, peccato per quel 2-0 nel primo tempo perché abbiamo preso gol al primo e all'ultimo minuto, un gran peccato perché la partita già era difficile perché incontri la Roma e poi parti anche dal 0-1, diventa veramente molto problematico, ma la squadra ha reagito molto bene fino a quando abbiamo avuto fiato in corpo, abbiamo retto bene, abbiamo anche sfiorato il pari, abbiamo fatto un primo tempo secondo me veramente egregio, abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo un grande percorso. Oggi questo è stato un premio un po' per tutti e da domani si ricomincia a pensare al campionato. Luca, una grande emozione scendere in campo da capitano all'Olimpico contro uno squadrone che però al quale nel primo tempo avete creato qualche problema. Ma sicuramente è un orgoglio, insomma, giocare contro una squadra come la Roma in uno stadio
penso meraviglioso come questo, con un pubblico che comunque anche per una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie C è venuto numeroso, è un'emozione indescrivibile. Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita, peccato perché sicuramente potevamo fare qualcosa di più, visto che abbiamo preso gol a freddissimo, direi, dopo 30 secondi, e su queste cose dobbiamo migliorare, al di là che sia contro una squadra di Serie A, però noi dobbiamo vincere un campionato e queste disattenzioni non vanno fatte. Quella è la cosa che dobbiamo portarci dietro, ovvero essere venuti a Roma, aver provato a giocare con quelle che sono le nostre caratteristiche, e penso che insomma il primo tempo soprattutto si sia vista questa voglia di attaccare la profondità, questa voglia di cercare anche ogni tanto anche di prenderli alti e cercare di limitarli nelle giocate, quindi dai, è stata, ripeto, un'emozione enorme, e sono contento insomma per la squadra e per anche la gente, dai, che ci ha seguito numerosa, c'era settore ospiti molto gremito, tanta gente credo anche in tribuna, per cui è stata una bella giornata, una serata di festa per Chiavari e Lentella. Presidente, una maglietta che è entrata nella storia. Sì, l'iniziativa di personalizzare, diciamo così, la maglietta della partita con la Roma con un logo sulla maglia stessa credo che sia una bella iniziativa, e per i collezionisti e per gli affezionati di Entella rappresenta un oggetto di valore che resterà nelle bacheche e ricorderà a tutti la magia di quella notte all'Olimpico, e quindi per sottolineare questa particolarità e questo valore ho deciso di essere disponibile a autografare tutte le magliette ai nostri tifosi che lo chiedono, per dare ancora più importanza all'oggetto. Cosa è rimasta ancora nel cuore, Presidente, di quella serata? Il grido Entella Entella, Chiavari Chiavari dei 700 della nostra curva, l'affetto che hanno trasmesso alla squadra, il ringraziamento e la riconoscenza da parte mia e della società a queste 700 persone che si sono sobbarcate un sacrificio che però hanno fatto con piacere e con entusiasmo, che si è manifestato anche quando la squadra è scesa a Chiavari dal treno ed è salita sul pullman che la riportava al comunale, in mezzo agli applausi dei cittadini chiavaresi che erano entusiasti per quello che avevano visto, nonostante la sconfitta, naturalmente. Al di là del risultato del campo, credo che ci sia stato un bel risultato per quanto riguarda il cammino di simpatia che ha avuto anche la diretta sulla RAI, ma gli stessi giornalisti e la gente, penso che l'abbiate vissuta questa parte, no, di risultato. Sì, l'abbiamo sentita e la consideriamo un fatto importantissimo, perché le squadre, specialmente le squadre di provincia, devono vivere di simpatia e di consenso dei loro supporter. I tifosi, i supporter non si rendono neanche completamente conto di quanto è importante per i calciatori sentire questo calore e questo affetto. La retrocessione, con tutte le vicende che l'hanno accompagnata, è stato un momento difficile, sofferto, però bisogna guardare avanti, bisogna guardare a quello che c'è da fare, bisogna guardare ai risultati che dobbiamo raccogliere, col nostro grande obiettivo e il grande sogno, che è sempre difficile poi da realizzare, che è di ritornare in B il più presto possibile.